Amici bellini, giorno 6 di Maro Folgarida e per una volta fatemi dire delle cose buone, perché è proprio a dimostrare che quando ci sono delle cose buone, positive, che mi piacciono, lo facciamo il video. A proposito, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, buon martedì, perché veramente è un ottimo martedì. Bergamino Di Martino, benvenuto, iscrivetevi al canale, lasciate un like di soddisfazione e di amicizia, ed eccoci a parlare di due cose, solo due cose belline. Due cose interessanti, due cose che ho notato e due cose che ci piace sottolineare. Prima di cominciare, ringrazio tutti gli amici abbonati che stanno rinnovando l'abbonamento. Mancano 10 giorni, ragazzi, lo ripeto a tutti, non riesco a contattare sempre tutti in privato, ma chi si sta abbonando? Amici bellini, via. Amici bellini di Sfacim, via. Il 1° agosto resteranno soltanto gli abbonati bellini nel canale Telegram, dove ci scambiamo le notizie. Molto spesso arrivano notizie in anteprima nel canale Telegram, veramente. E quindi ringrazio tutti per il supporto. Ringrazio anche Virgilio che ha comprato anche la maglietta Lote. Guardate com'è bella con la scritta bianca, sarebbe così semplice. Ma le magliette le lasciamo da parte in questo momento e parliamo di una cosa buona. La prima è la questione dei social, che noi abbiamo sottolineato più volte, le occasioni perse. In questo momento che stiamo parlando, per esempio, sul canale ufficiale della Fiorentina stanno trasmettendo un amichevole ufficiale, quindi lì ci sono tutti i tifosi che commentano, i tifosi avversari, anche questo, Vlahovic è scarso, queste cose, e fa parte del calcio, fa parte del creare questa cosa qua. Però io, per esempio, mi stavo guardando un pochino gli allenamenti di Italiano, capite? È interessante, e quindi il Napoli potrebbe e dovrebbe farlo. Nel frattempo però io sottolineo una cosa positiva che sto notando, che a partire da Instagram i video sono un po' più carini, sono editati in un certo modo, molte più telecamere, c'è la Victor Cam, tutte le telecamere su Osimhen per vedere tutti i movimenti da varie angolazioni, piccoli dettagli grafici, molto bene, molto, me lo fate dire, molto bene. Mi arrivano poi notizie, pare che abbiano cambiato, qualcuno mi dice hanno cambiato il social media manager, qualcuno mi dice hanno cambiato solo quello che si occupa dei video. Non ha importanza, grande fiducia nel lavoro che sto vedendo. Questi video poi si trasmettono anche su YouTube ufficiale. Lì avrei una piccola, insomma, piccolo suggerimento, ma non per niente. YouTube è diverso da Instagram, quindi come social lì magari un video un po' più lungo, un po' più dettagliato, le grafiche all'inizio e alla fine, però già ci siamo. Prossimo passo, una bella copertina sul canale ufficiale di YouTube del Napoli, dove si vede bene che è un canale ufficiale e non è quello fatto da chi che sia. Quanti siamo? 187.000 più o meno subscribers. Arriviamo a 200.000 prima dell'inizio del campionato. Se fate queste operazioni, sì. Se cominciate, ci arrivate a 200.000, e sono pochi, ragazzi. 200.000, Gabbo, Wolf stanno a 500.000. È mai possibile che il Napoli deve averne meno di questi qua? Non è possibile. Di conseguenza noi ci accontentiamo dei 10.000 quando arriveranno, ma bene che il Napoli stia facendo così. Parlando poi di campo, io vi devo far vedere questa cosa qua, la metto in sottofondo perché è troppo bella, non la posso mettere chiaramente, ho sempre paura. Del copyright, ma ringrazio e sottolineo che questo video ovviamente non è mio, perché non sono lì. Club Napoli All News Di Maro, che ci fa vedere questo video. Io sono incappato in questo video importantissimo, lo vedete? Sta facendo i fondamentali, ragazzi, i fondamentali, perché Victor, e ne parlavo oggi anche con Frank Parziale, Victor è tutto a strapotere fisico e velocità e istinto, è un nervo incredibile. Però si nota che sui fondamentali è ancora un po' grezzo, magari col sinistro non è precisissimo, magari qualche passaggio, perché deve aiutare anche la squadra, non deve solo finalizzare. Ecco, vedete,
il curare questo dettaglio con Spalletti vicino, poi lui ringrazia, quindi non è presuntuoso, non si arrabbia se gli dicono vogliamo fare palleggio destra e sinistra, benissimo, e poi si avvicina a Giuntoli, e questo credo sia il momento in cui lui poi ha regalato anche la maglia. Questa è una cosa straordinaria che adoro. Victor, ragazzi, questo potrebbe essere l'anno suo veramente, se non ci sono infortuni e se ci va tutto bene. Prima di tutto non c'è concorrenza, perché è chiaro che se Petagna non gli fa concorrenza, Petagna deve essere un suo sostituto, gli potrebbe fare concorrenza a Mertens in certe partite, però dobbiamo vedere appena quando torna in forma. Mertens, lo sapete, è il mio giocatore preferito, forse in assoluto, del Napoli in questo momento, però non è una vera e propria concorrenza, quindi il ragazzo starà tranquillo che ha la fiducia di essere la punta di diamante e non si siede sugli allori, perché è il ragazzo che viene dal nulla, che viene dal fuoco, esce dal fuoco e vuole dimostrare, vuole crescere, e se cresce quest'anno 2 anni e se lo prendono, ma ve lo dico subito, che questo potrebbe esplodere e diventare veramente un top, però sta lavorando sui fondamentali e questa è una cosa fondamentale, la cosa bella proprio questa. Quindi questo curare del dettaglio di Spalletti, evidentemente lui ne vede le cose positive, ne sta vedendo le cose meno positive, negative, i difettucci che ancora Osimhen può avere, e ci si lavora perché magari alla giovane età, con la voglia di fare, senza essere presuntuosi, con l'umiltà di dire io posso anche crescere, con un allenatore che comunque sa il fatto suo di un'esperienza incredibile, signori miei, a questo punto questo ragazzo può fare un salto di qualità. Quindi questa è una cosa importantissima. Non so quanto tempo ci sia a disposizione effettivo per fare questo lavoro su tutti i giocatori, perché ovviamente questo lavoro specifico, se si potesse fare su tutti i giocatori, lì uno si può anche dire restiamo con i giocatori che avevamo l'anno scorso, in qualche modo possono migliorare. Parlo dei giocatori un po' più non abbiamo giocatori giovanissimi a parte Victor, ma insomma ci sono delle cose che si possono migliorare, ne abbiamo parlato spesso. Politano per esempio potrebbe lavorare sul destro e quindi essere più imprevedibile, un As potrebbe lavorare sul destro se ci vuoi puntare, ma magari io direi un As lasciamo andare e lavoriamo su qualcun altro, lavoriamo su Elmas che non ha bisogno di fondamentali perché credo che la tecnica ce l'abbia. Elmas ha bisogno di lavoro tattico, probabilmente di posizionamento. Tutto questo potrebbe portarci a un salto di qualità, magari a farci concludere delle azioni, perché ricordiamo che il Napoli è famoso storicamente, sono almeno 10 anni che il Napoli fa troppe occasioni da gol e non le finalizza. È un problema che ci portiamo avanti con tutti gli allenatori, con Sarri, con Ancelotti, con Gattuso, e sarà anche con Spalletti. Quindi lavorare sui fondamentali, essere più precisi nella rifinitura e nella finalizzazione potrebbe portarci qualche punto in più. Poi io vi ripeto, non bisogna essere troppi ottimisti, come diceva Totò, semplicemente perché 77 punti sono assai, quelli dell'anno scorso, perché pochissimi pareggi, e quindi quando poi vinci una partita in più ne puoi perdere anche una, ma ne vinci una in più, c'hai un punto in più. Dobbiamo vedere gli avversari e dobbiamo vedere come si mette la stagione. Quindi non si può dire Spalletti farà meglio di Gattuso, il Napoli di quest'anno farà meglio dell'anno scorso già da adesso. Ci sono delle prospettive che bisogna vedere, ci sono delle caselle che bisogna occupare ancora e io non ce la faccio ad aspettare di vendere per comprare. Quindi sotto questo punto di vista, se sapete che cosa si serve? Un po' di mazzo. Ci servirebbe un po' di mazzo. Esempio, torna Ghoulam e non si fa male, torna magari, capito, a novembre, non si fa male, benissimo, c'hai il terzino sinistro titolare che si può alternare con quello che devi comprare, perché non si può fare di nuovo Mario Rui Ghoulam, lo devi comprare, e quindi si alterna con Ghoulam, bene. Un altro esempio, Di Lorenzo bissa la stagione dell'anno scorso e ce la fa a fare tutte le partite. Bene, magari Manolas non si infortuna e si mentalizza insieme a Koulibaly, fanno un ultimo anno proprio straordinario. Bene, a quel punto bene, però serve mazzo. Magari scegli Meret e fa 4 partite tutte perfette di fila, va in fiducia e diventa titolare. Bene, però serve mazzo. Indovini la coppia centrale Demme, ma Fabian devi capire se lo vuole fare, perché aveva cominciato un certo lavoro da regista, se lo vuoi spostare più avanti là ci sono più dubbi, però magari non lo so. Bene, benino.
in attacco, ritorna Lozano e ritorna più forte di prima. Bene, Osimhen non si infortuna. Bene, tutte queste cose potrebbero portare a una buona stagione. Il Napoli però non può essere ottimista, bisogna prevenire prima che curare, perché se no lo sappiamo che noi a gennaio non curiamo quasi mai. Quindi bisogna mettersi lì e pensare, se tutte queste cose buone che ho detto non avvengono, come la mettiamo nome? Perché dobbiamo andarci in Champions League. E quindi sta a loro prendere delle soluzioni preventive, le famose preventive, perché altrimenti poi dopo ci lamentiamo che comunque le riserve non sono all'altezza, che dobbiamo fare l'Europa League, che dobbiamo così. Quindi queste sono le cose positive se va tutto bene. Può il Napoli fan per sperare che vada tutto bene? La fortuna di solito non è, cioè quando è cieca ci vede benissimo, ti prende per la cosa come un Chiellini con un Saka. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa situazione, diciamo queste due cose positive che però non bastano. Aspettiamo comunque delle novità di mercato, novità di magliette e novità social in miglioramento, perché quando vedo il miglioramento ci può stare. Fatemi sapere voi. Ci vediamo poi presto, domani probabilmente, chi lo sa, un martedì pazzesco. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.